In questo video voglio darti 7 azioni che puoi fare sin da subito per abbassare stress e dolore. In particolare parliamo di stress e dolore cronico. 7 step che ti cambieranno sicuramente la vita se inizierai a farli in modo costante e graduale. Numero 1, mindfulness. La mindfulness è un'azione che mi ha cambiato sicuramente la vita. Iniziare a praticare meditazione o mindfulness mi ha reso più empatico, mi ha reso più calmo, mi ha reso più confidente delle mie abilità, perché ho avuto molto più focus in quello che facevo e molta più energia in quello che facevo. La mindfulness, non pensiamo a qualcosa che puoi fare, non pensiamo alla mindfulness come qualcosa di incredibilmente difficile, di magari qualcuno che deve stare seduto per mezz'ora a non pensare a niente. No, non è questa la mindfulness è semplicemente essere coscienti di quello che accade all'interno e all'esterno del nostro corpo, essere coscienti senza in realtà reagire a quello che accade all'esterno o all'interno del nostro corpo, ma guardarlo e osservarlo. La mindfulness, in particolare quella per il dolore cronico, si chiama tracciamento somatico, e appunto focalizzarsi su un qualcosa che può essere o il respiro o il battito cardiaco o semplicemente il punto in cui noi sentiamo dolore, quindi focalizzarsi su una sensazione e rimanere lì a osservarla. Ora, inizialmente so che non è facile, ma bisogna partire da 30 secondi a un minuto e da lì andare su. Si inizia sempre dal basso. La meditazione è in realtà un esercizio a tutti gli effetti, è un esercizio mentale. Il nostro cervello è come se fosse un muscolo. Non andiamo in palestra e alziamo 10 kg sin da subito. Magari iniziamo da 5, da 4, chi inizia da 2, ok? Quindi inizia da qualcosa che puoi tollerare. Quando pensiamo che non dobbiamo pensare assolutamente a niente quando facciamo la mindfulness, in realtà non è vero. I pensieri arrivano e arriveranno, non li possiamo bloccare. Il nostro lavoro è appunto lasciarli andare, quindi osservarli e ritornare su quella cosa a cui ci siamo focalizzati, che era appunto magari il respiro o che era appunto magari il battito cardiaco. Uno degli esercizi che avrai visto magari nel mio canale era quello di mettere una mano sul cuore e focalizzarsi sul battito. Questo è già un esercizio di mindfulness che puoi fare sin da subito, 30 secondi, un minuto, mettiti un timer. Io faccio 5 minuti circa la mattina. Quindi mindfulness. Secondo, camminare. Camminare è un'azione molto dolce, la possono fare tutti, aiuta in particolare quelle persone che hanno dolore cronico a usare il corpo, perché ovviamente quando si ha dolore si tende a stare molto fermi, si tende a evitare delle azioni che possono incrementare il dolore, ma il camminare è sicuramente una di quelle cose che si possono fare, che sono sicure da fare. Quindi camminare inizialmente magari 5 minuti, 10 minuti, trovare il tuo punto di partenza e da lì puoi incrementare settimana per settimana. Mobilizzare quindi il sangue, decrementare l'infiammazione dei tessuti e ovviamente anche la parte mentale è importante, perché quando camminiamo in realtà in qualche modo stiamo già facendo una sorta di mindfulness, quindi siamo coscienti su quello che sta accadendo nel nostro corpo, perché ci stiamo muovendo, magari anche in natura, e quindi già questo ci rende distanti dai problemi che abbiamo lasciato a casa o a lavoro, ok? Quindi camminare, 5-10 minuti minimo al giorno. Terzo è il respiro. Respirare in modo profondo e lento
sicuramente dà quel beneficio di regolazione del sistema nervoso. Tra parentesi, il sistema nervoso è il problema del dolore cronico, è la chiave del dolore cronico. Non pensiamo a qualcosa che deve arrivare dall'esterno per risolvere i tuoi problemi, perché in realtà puoi fare già molto tu. Puoi fare tu con le tue azioni, col tuo comportamento, e questi 7 step, 7 passi, 7 azioni sono appunto cose che puoi fare tu direttamente. In particolare parliamo di un respiro lungo e profondo con espirazioni lunghe, quindi in questo modo ne ho fatti 2 corti e 1 lungo. Ora il perché e il per come ne faccio 2 corti e 1 lungo non lo spiego in questo particolare video, ne ho fatto uno in cui spiego 3 particolari respirazioni che puoi fare, magari te lo metto nel link in descrizione, ma come principio il respiro, espirazione lunga e inspirazione corta rende il sistema più rilassato. Questo lo puoi fare ogni qualvolta che ne ritieni il necessario. Io l'ho fatto prima di questo video. Ok, quindi puoi fare 3-5 minuti di questo esercizio, per esempio, o magari il respiro diaframmatico, quindi respirare con la pancia. In altri video ho fatto un esempio perché questo potrebbe essere di beneficio, la respirazione diaframmatica, perché appunto va a stimolare il nervo vago, che il nervo vago in realtà sono 2, sono nervi che amministrano il sistema di relax, okay, del corpo, appunto passano verso intorno al diaframma e allo stomaco. Quindi abbiamo parlato di respiro. La quarta azione è amministra bene la tua nutrizione, di seguire dei principi fondamentali, ok? Questo in particolare se soffri di dolore cronico, ma anche di stress cronico, perché la nutrizione è un fattore molto importante. Sicuramente non è la causa magari del dolore cronico, ma è un fattore molto importante. La diminuzione di zuccheri, quindi zuccheri devono essere, non dico eliminati, ma decrementati del 70-80%. Se prendi il caffè con lo zucchero, preferirei che lo prendessi senza zucchero. Dolci ovviamente, decrementarli. Parliamo di zuccheri semplici, quindi, ok? Ma potrebbero essere anche zuccheri complessi come carboidrati, pasta, pane. Queste sono 2 cose che noi italiani, so che è difficile, ma bisogna decrementarle. Succhi di frutta, un'altra cosa, che è la stessa cosa come prendersi una bibita gassata o una Coca-Cola, è la stessa cosa, anche se per molti potrebbe sembrare però è frutta, in realtà fa bene, in realtà no, in realtà è sconsigliata. Se non ti fidi di me puoi fare le tue ricerche. Ti raccomando, se vuoi seguire una dieta, di farti seguire da un nutrizionista. In particolare io conosco un nutrizionista molto fidato, si chiama Manuel Granieri, ti metto il link in descrizione del suo profilo, così puoi trovare magari un aiuto su questo aspetto. Un altro step è quello della doccia fredda. Può sembrarti anche questo incredibile o qualcosa che è difficile da credere, che la doccia fredda può darti un beneficio a livello di stress e di dolore. Qualcuno è stato caparbio o è stato capace di provare la doccia fredda al mattino. Io sono stato uno di quelli che l'ha provata per anni, la doccia fredda, on e off, magari 2 mesi sì, 1 no, ma alla fine ci sono sempre ricascato tra virgolette, perché in realtà è una cosa molto molto buona da fare, almeno che mi ha dato molti benefici e la sto rifacendo in questo periodo. La doccia fredda mi rende focalizzato, mi rende energico dopo averla fatta,
Sicuramente ci sono delle strategie che mi hanno aiutato più di altre, magari non entrare direttamente in doccia fredda perché crea quel grande shock, che quel senso di iperventilazione che sicuramente all'inizio non ti dà quel beneficio che stai cercando. Ma una volta passata quella fase di shock all'inizio, e se ti focalizzi sul respiro lungo e profondo, riuscirai a calmare il sistema nervoso e riuscirai addirittura a non sentire neanche più il freddo, perché il corpo si adatta in modo molto molto veloce, ma ovviamente deve essere accompagnato in modo graduale all'esposizione al freddo. Ora, se non hai mai fatto la doccia fredda, ti consiglio inizialmente di iniziare da 30 secondi, magari dopo quella calda, e farla per 30 secondi fredda. Iniziare magari dalle gambe e poi salire su all'addome e al viso. Molto importante la parte del viso, non dico tanto la testa, ma la parte del viso, perché in questa parte qui della nostra fronte ci sono dei nervi che reagiscono appunto ad abbassare il livello di allerta del corpo, quindi vanno a calmare il sistema nervoso. Non vado molto nel tecnico, ma fidati, fallo magari per 30 secondi, ok? E vedrai i benefici subito, nello stesso giorno, sono sicuro. Ora, se soffri di cardiopatie, non ti raccomando di farla, ovviamente per tutti questi step che ti sto dicendo non ti fidare solo di me, consulta anche il tuo medico, informati, lo dico sempre, cioè l'educazione è la prima cosa, poi ci vuole l'esperienza, ma prima bisogna sapere cosa stai facendo e prima avrai i tuoi benefici, ok? Perché uno può dire faccio la doccia fredda, no, mi fa male, non la voglio fare, ok, ci sono degli studi a provare questa cosa, se non la vuoi fare va bene, ma ti stai perdendo una grande fetta di quello che puoi fare sin da subito, e sono sicuro che ti darà dei benefici immediati. Quindi doccia fredda, non per i cardiopatici, inizia dal basso e inizia da 30 secondi, ok? Stomaco vuoto, magari anche meglio, la mattina. Sesto, in realtà il penultimo punto, parliamo di scrittura espressiva. In Veneziano Therapy, nella mia terapia di 6 settimane, aiuto molto su questo aspetto. Appunto la scrittura espressiva, il diario, tenere un diario in cui puoi confidarti col foglio che diventa il tuo migliore amico su quello che ti turba, su quello che ti rattrista, su quello che ti mette paura, perché siamo umani, è normale avere delle cose che ci turbano e a volte ce le teniamo dentro, e questo tenerti dentro delle tensioni, delle emozioni fa sì che si ingrandisca questo livello di tensione interna, credici o no, ma crea un'energia che sicuramente non fa bene al sistema nervoso, che potrebbe essere espressa non solo a parole ma soprattutto a scrittura. Questa è anche una sorta di, proprio una terapia psicologica per esprimere queste emozioni che sono state represse. C'è una correlazione molto diretta tra dolore cronico e emozioni represse. Questo esercizio ti aiuterà sicuramente a esprimere qualcosa che in realtà ti stai tenendo dentro e non sai come. Inizialmente è difficile iniziare a scrivere qualcosa che magari ti sta rattristando, perché non vuoi tornarci sopra, vuoi evitarlo, e questo è automatico, succede a tutti, ma di nuovo qui, entrando in questo esercizio in modo graduale, magari fare un foglio A4 in bianco e scrivere quel foglio A4 in bianco è sicuramente un primo passo. Chi soffre di dolore cronico per molto tempo, parliamo di più di 3-6 mesi, consiglio di farlo per 20 minuti. 20 minuti non stop. Sicuramente farò un altro video che va un po' più nel dettaglio
su questa particolare terapia della scrittura espressiva. Anzi, se sei interessato o interessata a saperne di più, scrivimi nei commenti. Ho anche un articolo che parla di questo, lo metterò nel link in descrizione, ma sicuramente farò un video nelle prossime settimane riguardo a questo. L'ultimo punto si chiama non si chiama, in realtà è la vitamina D, magnesio e omega 3, quindi parliamo di vitamine e minerali, ok? Ci sono queste tre cose che in realtà ho selezionato, al di là di tante altre che se ne possono prendere, ma tengo sempre a precisare che il nostro comportamento, le nostre azioni, quello che pensiamo, come respiriamo, ehm, come muoviamo il corpo, ok? Queste sono le cose veramente importanti che bisogna fare all'inizio. Se poi tutto il resto arriva dopo, ok? Ecco perché non amo in particolare parlare di vitamine o minerali, perché in realtà andiamo a offuscare tutta l'altra parte molto più preponderante che deve essere fatta prima. Quindi la metto sempre all'ultimo, anche nel mio programma di 6 settimane ne parlo sempre all'ultimo, e questo è il motivo. Quindi se parliamo di vitamina, la vitamina D sicuramente deve essere livellata, tra virgolette livellata, devi controllarla, è una ormone in realtà che va a lavorare sul sistema nervoso e sistema immunitario in modo molto molto potente. Soprattutto sotto pandemia si è visto che la maggior parte delle persone che ha avuto problematiche croniche, quindi infiammatorie molto potenti, in realtà aveva carenza di vitamina D. C'è una correlazione, non dico che la vitamina D è la causa dell'infiammazione, ma c'è una correlazione 1 a 1 si dice, quindi se la vitamina è bassa, D, l'infiammazione è molto probabilmente alta. Ora, senti il tuo medico, vedi se effettivamente nel tuo sangue la vitamina D è bassa o insufficiente o è carente, e chiedi a lui come puoi reincrementarla. L'omega 3 è un grasso che può arrivare l'omega 3 dal vegetale, o che può arrivare dal pesce. Anche questo, ci sono una marea di studi che attestano come l'assunzione di omega 3 può abbassare l'attività del sistema infiammatorio. E il magnesio anche, il minerale del rilassamento. Il magnesio in particolare lo raccomando sotto forma di olio. La nostra pelle in realtà è l'organo più grande che abbiamo nel nostro corpo, e può assorbire l'olio molto meglio, quindi il magnesio molto meglio che il nostro stomaco, che appunto poi lo stomaco potrebbe farlo espellere, se si dice espellere, quindi farlo fluire tramite urine, ok? Quindi magnesio tramite olio, omega 3, vitamina D. Queste sono 3 cose che ti raccomando di integrare se non l'hai già fatto, e comunque di chiedere al medico curante come integrarle. Ma al di là di questo, sul mio sito web venezianotherapy.com trovi anche queste informazioni sulla parte risorse del mio menu. Quindi, ricapitolando, abbiamo parlato di 7 step, 7 azioni, ok? La mindfulness, 3 minuti, ti aiuta per il focus, puoi focalizzarti sul respiro o sul battito cardiaco, o sulle sensazioni di dolore, quindi la parte dove stai sentendo dolore. Ho dei video guida per la mindfulness sul mio canale YouTube, e puoi guardarli, tutto passo passo. Il camminare, quindi inizia da 3-5 minuti, idealmente si deve camminare 10, si dice che si deve camminare 10.000 passi al giorno. Ovviamente se hai dolore cronico si inizia da molto meno. Il respiro, focalizzarti sul respiro con espirazioni lunghe e profonde. La nutrizione,
abbassamento degli zuccheri, se non eliminazione totale, è l'eliminazione dei succhi di frutta e bibite zuccherate. Doccia fredda, inizia da 30 secondi dal basso per poi andare all'alto, dopo la doccia calda. Il sesto punto, avevamo parlato di diario espressivo, scrittura espressiva, ho scritto un articolo per questo. Quindi questo per svuotare il serbatoio delle nostre emozioni represse, che sono collegate direttamente al dolore cronico. E all'ultimo punto abbiamo parlato di vitamina e minerali, quindi magnesio, omega 3 e vitamina D. Se queste cose ti sono state di aiuto, ti prego di mettere un mi piace o iscriverti al canale, sicuramente danno beneficio all'algoritmo di YouTube. Questa è la mia passione, questo è il mio lavoro, e ci tengo veramente a far passare il messaggio a tutti che possiamo usare il nostro corpo e la nostra mente per star bene. E noi ci vediamo al prossimo video, per adesso è tutto, grazie e alla prossima, ciao!